Triplicato il numero dei vaccinati, grandi risultati nel primo giorno dell'Open Week. Dal 26 aprile zone gialle, attività all'aperto e spostamenti tra regioni, scuole in presenza alle superiori. Come il Covid ha creato diseguaglianza ed esasperazione, duro attacco del sindaco di Raffadali al sistema. Tragico incidente stradale, muore 26enne di Ribera, ha perso il controllo della sua moto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La regione siciliana festeggia i grandi risultati raggiunti nel primo giorno dell'Open Weekend. Ieri venerdì il numero delle persone vaccinate con il siero AstraZeneca in Sicilia è triplicato rispetto a giovedì scorso. L'iniziativa del governatore Nello Musumeci ha un obiettivo chiaro: dare una sostanziosa accelerata al piano vaccinale regionale, bypassando le lungaggini delle prenotazioni. Fino a domani 18 aprile basta presentarsi a uno dei 66 hub vaccinali dell'isola ed essere nel giusto target di età per ottenere la prima dose. Ci sono i servizi. Positivo il riscontro avuto nella giornata di ieri, sono circa 7.713, più del triplo le somministrazioni del vaccino AstraZeneca avvenute in Sicilia. Il dato è aggiornato alle 17.30 della giornata di ieri, primo giorno, è in continua evoluzione ed è frutto dell'Open Weekend, l'iniziativa fortemente voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, coinvolgendo in questo fine settimana i cittadini dai 60 ai 79 anni, anche senza prenotazione. Un dato che è destinato ad aumentare, visto che molti centri saranno operativi fino alle ore 22. In aumento anche il numero complessivo delle somministrazioni delle altre tipologie di vaccini. Alle 17.30 di ieri risultano 23.891 dosi iniettate. Sono contento che i siciliani, commenta il presidente della regione, abbiano compreso l'importanza della vaccinazione, unica concreta opportunità per venirne fuori il prima possibile da questa maledetta pandemia. Ci auguriamo che anche sabato e domenica ci sia una massiccia adesione. Un ringraziamento al personale sanitario e amministrativo, ai volontari della protezione civile per l'impegno profuso nella riuscita dell'iniziativa. Nella giornata di ieri, giovedì 15 aprile, erano state 2.464 le somministrazioni del siero AstraZeneca, 15.500 nell'ultima settimana. Fino a domenica saranno 66 gli hub e centro dell'isola dove sarà possibile vaccinarsi, anche senza essere registrati sull'apposita piattaforma delle poste italiane. Le strutture disponibili in Sicilia per provincia sono così suddivise: Agrigento 11, Caltanissetta 2, Catania 9, Enna 4, Messina 5, Palermo 16, Ragusa 3, Siracusa 7, Trapani 9. La nostra provincia ha registrato ieri un alto numero di vaccinati volontari dell'AstraZeneca, pari a 1.012 persone, altro ovviamente oltre a quelli che hanno fatto il richiamo per la seconda dose dei vaccini. In particolare la struttura dell'hub del villaggio Mosè, nonostante qualche assembramento nelle prime ore della mattinata e nel tardo pomeriggio dalle 17 in poi, ha retto al flusso di persone che si erano recati volontariamente oltre a quelli già prenotati. La somministrazione volontaria continuerà anche oggi e domani domenica, e ricordiamo le strutture saranno aperte fino alle ore 22 e sarà possibile senza alcuna prenotazione avere somministrato l'AstraZeneca. Intanto per onor di cronaca, ieri in Sicilia si sono registrati 1.370 nuovi casi di Covid-19 su 33.300 tamponi effettuati, un'incidenza del 4%. La Sicilia è risultata così quinta per contagi giornalieri, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono state 21 per un totale di 5.128. Attualmente sono 24.875, 101 casi in più rispetto al dato precedente. A oggi la nostra provincia registra 76 nuovi casi di Covid-19, in più su 827 tamponi effettuati, tra cui 5 in ospedale, 74 assistiti a domicilio, 3 deceduti e 139 guariti. I soggetti ancora in terapia intensiva sono 11, di cui 9 a San Giovanni di Dio e 2 a Sciacca. L'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è una delle oltre 60 strutture che in tutta la Sicilia aderiscono all'Open Weekend. È possibile vaccinarsi nella fascia dai 60 ai 79 anni senza prenotazione.
un'iniziativa su disposizione del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. In questi giorni si parla di dubbi e timori su AstraZeneca, ma come si superano? Vediamolo. Non bisognerebbe avere paura del vaccino perché è l'unica strada per non avere più paura del virus. Io non ho paura, vado avanti. A Londra l'hanno fatto tutti, in Inghilterra, in altri posti. Io farò la fila volentieri, finalmente forse cominciamo a uscircene. Come mai non si era prenotato prima? Perché non potevo prenotarmi? E 60 li ho compiuti adesso. Non vedo l'ora di partire, mi sto vaccinando perché credo che sia giusto vaccinarsi e credo che sia l'unica via di uscita per uscirne al più presto. Lei non si era prenotato fino adesso? No, non mi ero prenotato. Come mai ha deciso di partecipare all'Open Day e si è convinto? Perché ma io non è che ero scettico oppure non volevo, solo che adesso c'era questa opportunità. Tanto se mi piglio un'aspirina mi può fare pure male. Solo che non avrebbe risalto, sarei una delle tante. I casi sono capitati, ma sono capitato anche a Pfizer, anche ad altre, non solamente ad AstraZeneca. E questa è la verità. Comunque io sono qua a fare il mio dovere e bisogna vaccinarsi. Nel piazzale dell'ex eliporto di San Leone d'Agrigento i carabinieri hanno trovato 5 ragazzi che con tanto di portiere delle auto aperte ascoltavano musica ad alto volume, musica caraibica. Un tentativo di svago forse, 2 di loro sono risultati essere però di un altro comune, per questo motivo sono stati sanzionati 400 euro a testa. Risulta essere in crescendo lo sforzo dei controlli da parte dei carabinieri che hanno chiuso un supermercato al villaggio Mosè e un bar a Villa Seta. Dal 26 aprile tornano le zone gialle, attività all'aperto e spostamenti tra regioni, scuole in presenza anche alle superiori. Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e fiducia, lo ha detto aprendo la conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi, che ha illustrato la roadmap delle riaperture insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. Lello Casesa. Un rischio ragionato. Con queste brevissime parole Mario Draghi farà ripartire il paese dal 26 aprile prossimo. Una coraggiosa decisione che dovrà prevedere una graduale riapertura di tutte le attività, dai ristoratori agli stabilimenti, alle palestre, ai teatri, concerti, per un lunghissimo percorso fino a luglio che include anche le fiere nazionali ed internazionali. Una decisione molto attesa da parte del settore produttivo ed economico del paese che dovrà prevedere la riapertura di stadi, piscine ed eventi di ogni genere. Il capo del governo Draghi annuncia la scelta anche alla luce di una incoraggiante campagna di vaccinazione che va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa. Le riaperture, dichiara Draghi, sono una risposta al disagio di categorie giovani e portano maggiore serenità nel paese e pongono le basi per la ripartenza. Saranno i ristoratori i primi ad aprire. Dal 26 aprile sarà possibile pranzare o cenare solo nei locali che hanno tavoli all'aperto e dal 1 di giugno si mangia nei ristoranti al chiuso solo a pranzo. Riapriremo all'aperto teatri, cinema e spettacoli. I musei potranno accogliere visitatori al chiuso ed anche agli spettacoli con limiti di capienza stabiliti dai protocolli generali di riferimento. Prevista dal 15 maggio la ripresa delle attività nelle piscine scoperte e stabilimenti balneari. Del decreto previsto la prossima settimana sarà possibile praticare sport di gruppo all'aperto per poi passare alle fiere, terme e parchi tematici. Abbiamo anche deciso un pass per i cittadini che dovrà attestare l'avvenuta vaccinazione, un tampone nelle ultime 48 ore rapido o l'esame guariti dal Covid per la circolazione delle persone tra regioni e regioni, continuando in questa prima fase a far riferimento alla autocertificazione. Chi avrà il pass potrà accedere ad assistere a eventi culturali e sportivi riservati ai soggetti che saranno in permesso del certificato. Bisognerà capire chi dovrà rilasciare il pass, se lo Stato, le regioni oppure le ASPI locali, visto che ad oggi nessuno degli uffici sembra informato ed organizzato per il rilascio del pass, ma è sicuramente un passo importante la decisione di far ripartire il paese, una decisione, come ribadito, molto attesa da tutti i settori trainanti che speriamo possa produrre risultati positivi alla schiacciante crisi economica avuta nell'ultimo anno. Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla
come poi vi chiarirà il Ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. Prima di dare la parola al Ministro Speranza su queste misure, voglio dire che oggi, con la decisione di oggi, il Governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il Governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, però si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali e delle forze dell'ordine, perché questi comportamenti vengano osservati. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un'opportunità straordinaria, non solo per l'economia, proprio per la nostra vita sociale. Nello stesso tempo la campagna di vaccinazione continua ad andare bene, con tante sorprese positive, negative, ma anche positive. Penso che ci siano stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere una piegatura della curva epidemiologica. Il primo fattore è senz'altro legato alle misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane. Una parte significativa di paese, come è noto, è stato in area rossa, una parte consistente è rimasta in area arancione. Abbiamo deciso di sospendere in maniera precauzionale per una fase piuttosto lunga l'area gialla. Queste misure possiamo dire che hanno prodotto dei risultati. Abbiamo un RT che in questo momento è a 0,85 a livello nazionale e l'RT Aumented per la prossima settimana ce lo dà sotto lo 0,8. Abbiamo un'incidenza che è scesa a 182 e abbiamo una tendenza della stragrande maggioranza delle regioni verso un miglioramento del quadro epidemiologico. A questo primo fattore se ne somma un secondo, come diceva prima il Presidente del Consiglio, che è l'aumento significativo del numero di dosi somministrate nel nostro Paese. Abbiamo superato ormai largamente le 14 milioni di dosi, abbiamo quasi l'80% delle persone con più di 80 anni che hanno avuto una prima dose. Un esasperato sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, evidenzia molte disparità che il coronavirus ha tracciato. Vediamo. Quando io vedo delle decisioni che portano i ragazzi della scuola media superiore a continuare ad effettuare la didattica a distanza quando un territorio è colpito e inserito nelle fasce rosse, mentre i bambini della scuola d'infanzia e della scuola primaria devono continuare ad andare a scuola, io dico che è una scelta illogica e forse anche criminale. Sì, perché dobbiamo tutti avere in questo momento un obiettivo che è quello di cercare di bloccare la catena di contagio. E io a questi signori vorrei chiedere: come pensate di bloccare la catena di contagio facendo andare a scuola bambini che non hanno per legge neanche l'obbligo di utilizzare le mascherine, quando siamo in presenza della variante inglese e voi ci avete insegnato cosa significa la variante inglese? Altamente contagiosa. Bene, un bambino della scuola d'infanzia che porta in classe il virus perché l'ha contratto fuori dall'ambiente scolastico o lo porta dentro la sua classe,
significa contagiare altri 20 compagnetti, significa portare il virus in 20 famiglie. E questo, secondo me, non è un atteggiamento di contrasto e di lotta al virus, non è un atteggiamento logico. Mandiamo a scuola coloro che hanno un'età tale da capire e discernere il bene dal male e di come comportarsi per tenere lontano il virus, che sono i ragazzi che si avvicinano alla maggiore età della scuola media superiore, e invece mandiamo a scuola quelli che questa capacità non ce l'hanno, perché giovani, ignari e perché non riescono a capire la gravità del virus. Se questa è una scelta logica, continuate con queste scelte. Poi sarà nostro compito cercare di spiegarlo alla gente, ma non riusciremo sicuramente a spiegarlo. Non riusciremo sicuramente a spiegarlo perché siamo nella massima confusione in Italia. Ormai vediamo di tutto. Vediamo conduttori televisivi e giornalisti che fanno ormai gli scienziati e i virologi che ogni sera sono nelle televisioni a cercare di portare avanti le trasmissioni. Non si capisce più niente ormai. Io penso che dobbiamo cercare di avere un comportamento logico innanzitutto, logico. Molti comportamenti sono illogici. Chiudiamo nelle fasce rosse, per fare un esempio banale, mi fermo qui, le gioiellerie, dove io onestamente non ho mai visto assembramenti, però apriamo le profumerie. Chiudiamo chi vende i negozi di abbigliamento per adulti, apriamo quelli per bambini. Ormai hanno deciso loro chi deve morire di fame e chi deve continuare a lavorare. La legge è uguale per tutti in questo paese. Siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. No, invece no, ormai è passato un altro principio. Ormai parliamo di furbetti, ma chi l'hanno creato questi furbetti? Le disposizioni poco chiare, le disposizioni illogiche. Mi volete spiegare perché nelle prime priorità avete vaccinato personale che svolge un ruolo amministrativo nei pubblici, ruoli di dipendenti pubblici? Non lo capisco. I pubblici dipendenti sono tutti uguali, tutti hanno contatti con le persone, tutti svolgono un ruolo al servizio della collettività. Invece no, avete fatto delle disposizioni, alcuni che lavorano in alcuni uffici pubblici, priorità col Pfizer, altri no. Una prima disparità. Vi siete dimenticati di vaccinare chi, sin dal primo momento, era in prima linea a cercare di erogare un servizio indispensabile per permettere noi di comprare i beni di prima necessità. I supermercati, le macellerie e i panifici non sono ancora vaccinati. Lì ci sono migliaia di persone che ogni giorno vanno a fare la spesa, che hanno contatti. Centinaia, migliaia di persone in ambiente chiuso. Vi siete vergognati, vi siete dimenticati di farle vaccinare. Vergogna, non è corretto un atteggiamento del genere. Signor Ministro, si svegli, altrimenti andiamo a sbattere e ci facciamo male in questo territorio. Che è l'Italia! Porca miseria! Io non so più, ormai anche nei vaccini, oggi in una nuova disposizione, alcune categorie non devono fare quel vaccino, ma è sicuro no? Se non è sicuro lo togliamo di mezzo. Non ci sono cittadini serie A e cittadini serie B. Io penso che la vita umana ha lo stesso valore. Siamo tutti uguali, no? Ormai abbiamo un paese in cui le disposizioni creano delle disparità di trattamento. Io veramente, lo dico da uomo delle istituzioni, non capisco più niente. Incidente mortale ieri pomeriggio a Ribera, nel quartiere San Francesco, in pieno centro abitato. La vittima è Filippo Campanella, un motociclista di 26 anni. Il ragazzo avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto finendo fuori strada. I soccorsi sono stati immediati. Nei pressi del luogo dell'incidente è anche atterrato un elicottero del 118 con l'obiettivo di accelerare l'eventuale trasferimento in un ospedale attrezzato. I tentativi dei sanitari di rianimare il ragazzo tuttavia si sono rivelati inutili. La dinamica dello schianto è tuttora al vaglio dei carabinieri. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il sindaco Matteo Ruvolo, che ha cercato di rincuorare i familiari del giovane. Siamo tutti sotto shock, i riberesi sono vicini ai familiari di Filippo per questa immane tragedia, ha detto il primo cittadino. L'ex
leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante ha annunciato per la prima volta di voler parlare in aula e chiesto di essere sottoposto ad esame delle parti per chiarire la sua posizione, emerso durante l'udienza del processo di secondo grado sul cosiddetto sistema Montante, che si celebra con rito abbreviato a porte chiuse a Caltanissetta. Esco dall'udienza dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta, scritto su Facebook l'avvocato Carlo Taormina, annunciando l'intenzione del suo assistito. Antonello Montante ha chiesto di poter vuotare il sacco e di essere sottoposto all'interrogatorio del procuratore generale, delle parti civili e dei suoi difensori. Intende ristabilire la verità e l'onestà di 12 anni della sua vita impegnata nel combattere la mafia imprenditoriale in ambito locale e nazionale, anche al fine di indicare i comportamenti della magistratura e delle istituzioni che lo hanno sollecitato e sostenuto nella meritoria opera anticriminale compiuta all'insegna di Confindustria Nazionale, di cui era il delegato per la legalità. Montante spiega a Taormina che nel processo di primo grado non ha mai reso dichiarazioni per le sue condizioni di salute, ha ritenuto che la Corte nissena, che deve giudicarlo, sia da ritenere affidabile ed imparziale, che questa sia la sede giusta per mettere fine al massacro al quale continua ad essere sottoposto e che merita la dovuta risposta. La Corte, rivela il penalista, ha accolto la richiesta e sono state fissate 3 prime udienze nel corso delle quali Montante chiarirà la sua posizione e quella di magistratura e istituzioni continuamente chiamate in causa come protagoniste del cosiddetto sistema Montante e finite nell'operazione denominata Double Face. Il dado dunque potrebbe essere tratto, primo appuntamento dell'udienza 11 giugno 2021 e a seguire il procuratore generale si era opposto alla richiesta, che invece è stata accolta dalla Corte presieduta da Andrina Occhipinti, che ha disposto ben 3 udienze nel corso del quale sarà sentito l'ex leader di Confindustria Sicilia. Montante, che ha anche assistito dell'avvocato Giuseppe Panepinto, sarà interrogato dai giudici prossimi 11, 12 e 18 giugno. La Corte ha accolto l'eccezione della difesa di Montante e ha dichiarato la nullità delle dichiarazioni rese dal test Alfonso Cicero nel giudizio di primo grado. Scommesse clandestine e droga, chiuso un internet point. Vediamo. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre 200 grammi di marijuana e notificato un decreto di cessazione immediata dell'attività di un centro scommesse con sede in Furci Siculo. Il provvedimento è stato disposto dalla Questura di Messina a seguito delle violazioni in materia di raccolta di scommesse accertate dai militari della Guardia di Finanza. Durante l'attività di controllo, le fiamme gialle della compagnia di Taormina, unitamente al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, hanno accertato che il titolare dell'attività, privo di qualsivoglia autorizzazione di pubblica sicurezza, raccogliesse scommesse anche da allibratori esterni, non autorizzati ad operare in Italia. All'interno dei locali commerciali è stato individuato e sanzionato per la violazione delle norme anticontagio un soggetto intento ad effettuare una scommessa. Sempre durante il controllo svolto all'interno dei locali destinati alle attività di raccolta scommesse, le fiamme gialle hanno rinvenuto un involucro contenente oltre 50 grammi di marijuana. Le successive attività di perquisizione, estese all'abitazione del titolare dell'Internet Point, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 180 grammi della stessa tipologia di sostanza stupefacente. Informato dell'attività, il questore di Messina ha disposto la cessazione e l'apposizione dei sigilli alla sala scommesse abusiva. Sospesa la democrazia a Partinico, il comune non verrà chiamato a votare. Vediamo. Tutti vanno al voto tranne noi. Qualcuno non si è mai chiesto quali sono gli ultimi 5-6 anni della storia politica locale. Un anno prima della scadenza del mandato di Lobbiundo c'è stato un commissariamento, a cui è seguito un altro commissariamento. Ci sono state le elezioni, un anno dove De Luca non ha prodotto niente, che gli è servito per infangare la classe politica e per creare le condizioni per un ulteriore scioglimento. C'è riuscito. Abbiamo avuto il primo commissariamento di Arena, a cui è seguito l'ulteriore commissariamento che è quello attuale. Pensate che in un comune come Partinico si possa interrompere la democrazia per 5-6 anni? Penso che non sia giusto, che non sia corretto. È necessaria una riflessione,
Però purtroppo quando si toccano certi tasti anche la classe politica diventa refrattaria, non risponde allo stimolo, perché c'è sempre la paura. Questi provvedimenti scaturiscono da informative degli organi inquirenti che arrivano al prefetto, che poi elabora una sua relazione al Ministero, e il Ministero molto probabilmente, molto spesso, tranne che non ci siano sollecitazioni, d'ufficio provvede ad avallare la proposta fatta dal prefetto, che poi è quello che nomina i tre commissari. Inutile fare riflessioni, perché chi mi ascolta è in grado abbondantemente di farlo. Ogni comunità ha la necessità di autodeterminarsi, è giusto che lo faccia con le regole della democrazia, con le normali elezioni. Fa rabbia da Partinicese assistere che gli altri vanno al voto? Fa più rabbia assistere a un processo che è stato fatto ad alcuni politici locali che non erano sicuramente dalla mia parte, ma sono processi all'intenzione. Hanno dichiarato incandidabili 5 tra consiglieri e assessori, non meritavano questo tipo di trattamento. Su ipotesi, in un paese democratico non si può costruire un'accusa. Lo strumento dello scioglimento dei consigli comunali purtroppo è diventato l'elemento per far fare carriera a qualcuno, per andare sui social o sui media in genere, farsi battere le mani, farsi dare una promozione. E non ho paura a dirlo, tanti lo sussurrano, lo pensano, però nessuno lo dice. Per questa mia libertà di parola ho pagato prezzi altissimi, direttamente e indirettamente. Ci avete pensato un po' a fare una sorta di briefing? Non c'è interlocuzione. Gli attuali commissari ho l'impressione che abbiano soltanto qualche suggeritore. È pesante quello che lei dice. Non si confrontano con le persone e soprattutto fanno una cosa che non dovrebbero fare, che è quello di andare oltre il loro mandato. Loro sono stati chiamati qua per amministrare l'ordinario, fare applicare la legge, quello che non hanno fatto, che non ha fatto la politica nel passato. Bisogna solo aspettare. Voglio pensare in maniera positiva, ma saranno i fatti poi a dimostrarci se ho ragione o torto, che alla scadenza dei famosi primi 18 mesi, che la legge dice 18 mesi di commissariamento, in casi eccezionali ci può essere un'ulteriore proroga di 6 mesi. Io spero che arrivino a malapena all'anno e mezzo e mettano la città nelle condizioni di organizzarsi e che per avviare un normale corso democratico, che è quello che questa città ha bisogno. I 18 mesi scadrebbero a febbraio del 2022. Gli ulteriori 6 mesi porterebbero all'altra scadenza, che è quella del 29 luglio. Si dovrebbe aspettare la prima tornata utile, che generalmente è compresa tra ottobre e novembre, a meno che la politica nazionale non decida di fare un election day e quindi ce ne andiamo alla primavera del 2023. Non penso che Partinico meriti questo. L'albero Falcone, il ficus, che cresce a pochi metri dal palazzo dove abitava il magistrato assassinato nella strage di Capaci, sarà in 500.000 scuole italiane. Le gemme del ficus verranno trapiantate. L'iniziativa è intitolata Un albero per il futuro. C'è il servizio. L'Albero Falcone è protagonista di un'iniziativa sicuramente basata sulla legalità, ma anche sulla diffusione della tutela dell'ambiente. Assolutamente sì, grazie anzi per la richiesta di avere informazioni su questa bellissima iniziativa che ha promosso l'Arma dei Carabinieri, d'intesa con il settore verde del Comune di Palermo, di cui ho la delega, e che ha collaborato proprio ieri mattina all'Albero Falcone alla potatura di piccole talee che poi saranno riprodotte nei laboratori dell'Arma dei Carabinieri, appunto delle biodiversità, e che diventeranno tanti alberelli da donare agli istituti scolastici che all'interno delle loro aree verdi appunto lo adotteranno sostanzialmente, quindi contribuiranno a farlo crescere
in qualche modo lavorando alla costruzione sempre più della cultura della legalità, ovviamente non a caso viene preso a simbolo quell'albero, ma anche promuovendo tutte le azioni a difesa dell'ambiente. La salvaguardia ambientale ormai è diventata una delle nostre emergenze, che deve camminare di pari passo anche con la cultura della legalità, che per noi è un valore assolutamente. Di fatto l'albero Falcone arriverà in tutta Italia, dove ci saranno tanti nuovi alberi Falcone. Ho letto di questo progetto dell'Arma dei Carabinieri che interessa più di 500.000 alberi già avviato, e la manifestazione conclusiva di questa iniziativa sarà il 21 novembre prossimo, appunto, che è la giornata dell'albero, e quindi completeremo insieme questo percorso che appunto viene denominato l'albero diffuso, ed è veramente un bel segnale verso appunto la promozione della cultura della legalità, ma verso soprattutto la salvaguardia ambientale. Gli studenti del liceo Leonardo di Agrigento hanno incontrato virtualmente Maria Falcone, sorella del giudice assassinato. Arturo Cantella. A conclusione delle attività di studio e approfondimento inserite all'interno del curriculum di educazione civica relativa alla promozione alla cultura della legalità, portate avanti dal Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo, gli studenti hanno partecipato a un importante percorso formativo dal titolo Dall'etica della responsabilità alla cultura dei diritti, che si è articolato in due momenti. Il primo, quello previsto proprio nella giornata di ieri, venerdì 16 aprile, incentrato sulla figura del giudice Falcone e sul valore della responsabilità individuale e collettiva. Il secondo avverrà giorno 5 maggio, mercoledì, e incentrato sulla figura del giudice Livatino e sul valore della coerenza in preparazione al percorso di beatificazione del giudice. L'iniziativa, voluta fortemente dal dirigente scolastico Patrizia Pilato, ha visto centinaia di studenti interrogarsi sul valore e l'importanza della responsabilità individuale nella costruzione del benessere collettivo, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui si assiste a una preoccupante mancanza di rispetto delle regole e della loro attuazione. Dall'esempio, dalla testimonianza di Giovanni Falcone, giudice, attraverso il maxi processo ha fatto dall'agire collettivo il presupposto per il raggiungimento di risultati importanti, proprio perché condivisi e non lasciati alla singola iniziativa. Gli studenti, guidati dai vari docenti e in particolare al referente Alessandra Grassi, hanno incontrato nella giornata di ieri, tramite meeting virtuale, la dottoressa Falcone, sorella del giudice assassinato, e presidente della Fondazione Falcone, la dottoressa Cecilia Baravelli, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento. È stato un momento di altissimo valore formativo che certamente ha contribuito al rafforzamento della coscienza civica, oggi grande dovere formativo della scuola. A seguito delle dimissioni degli organi statutari, l'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto ha nominato Carmelo Vaccaro quale nuovo commissario straordinario del consorzio TR Sorgenti di Canicattì, che comprende i comuni di Canicattì, Licata, Grotte, Racalmuto, Ravanusa e Campobello di Licata, e gestisce la condotta di Santo Stefano Quisquina fino a Licata. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Enzo Di Natali e il Paradiso, un omaggio a Dante. Arturo Cantella. In occasione del 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, che ricorre il 14 settembre prossimo, il sommo poeta viene ricordato in tutta la nazione con una moltitudine di iniziative. Anche la nostra Agrigento, per tramite il comitato cittadino presieduto dalla dirigente scolastica Enza Ierna, ha programmato una serie di iniziative culturali ed artistiche che saranno realizzate nel corso del 2021. Tra questi una mostra dal titolo I Mass Media per Dante, che raccoglierà una serie di articoli che metteranno in evidenza il lavoro di valorizzazione svolto verso il padre della lingua italiana, Dante Alighieri. Tra le varie iniziative fatte o da fare online per via della pandemia che vieta gli assembramenti, momenti dedicati a Dante e la sua convinzione di fede, che si è svolto lo scorso 1 marzo, la giornata Dante di un premio Nobel per la Dante fatta il 25 marzo, Dante e l'arte che si svolgerà il prossimo 29 aprile, giornata della Dante e la società il 29 maggio, Dante e la sua influenza nel corso del tempo il prossimo 25 giugno, a seguire altri momenti con Agrigento Città Teatro, allorquando il 14 settembre, in occasione del 700° anniversario della sua morte, momenti svolti
in collaborazione con il comune di Agrigento. Tra i tanti aspetti culturali della figura di Dante, quella in particolare che oggi mettiamo in risalto è relativa al 33esimo canto della Divina Commedia, il canto in cui Dante vede Dio. Dante si trova nell'Empireo che, secondo la concezione tomistica accolta dallo stesso Alighieri, è la sede dei Beati, diretta emanazione di Dio. Qui, per l'appunto, Dante Alighieri, assistito da San Bernardo, vede Dio. Ricordare Dante significa anzitutto rivedere e ripensare il periodo storico in cui Dante Alighieri visse. Spesso quel periodo storico viene definito il secolo buio, perché fu il periodo del Medioevo. Invece, tramite l'opera di Dante Alighieri, noi abbiamo avuto un'immensa luce. Probabilmente mai tanta luce in un'opera come quella di Dante Alighieri nel pensiero umano. Perché? Perché Dante Alighieri conclude la sua opera col canto 33esimo del Paradiso. Per capire questo canto noi dobbiamo partire da un cammino spirituale del sommo poeta. Dante, per scrivere questo canto, certamente ha avuto un'intensa vita spirituale. Anzi, io aggiungo, quel canto è una rivelazione che lui ebbe, fa parte delle cosiddette rivelazioni private che lo Spirito del Signore concede alle anime elette. Quelle parole che lui scrisse nel 33esimo canto sono parole che il pensiero umano con le sue facoltà non può mai arrivare. È così intensa quella luce, sono così intense quelle parole, sono così alte queste parole che Dante le ha avute tramite rivelazione. Ritorno a dire, il pensiero umano non può raggiungere a queste vette così altissime. E dunque parlare di Dante nel 700° anno della sua morte significa anche provare attraverso il canto del Paradiso l'esistenza di Dio, e cioè la rivelazione che il sommo poeta ha avuto. Calcio, l'Acragas presenta la prossima sfida, dovrà affrontare la San Cataldese. Carmelo Lentini. Sfida ad alta quota al Valentino Mazzola, dove la locale San Cataldese del tecnico Settineri affronterà la diretta rivale per la promozione in D, l'Acragas di Francesco Di Gaetano. Entrambe hanno debuttato domenica scorsa ed è andata meglio alla compagine nissena, che ha rifilato ben 8 reti al malcapitato Marsala, imbottito quest'ultimo di giovani promesse. Di contro la compagine dei Templi, frenata al Seneto da un'ostica Folgore, che per poco non riusciva a portarsi a casa l'intera posta in palio. Fortunatamente il gol del pari di Licata in pieno recupero e su punizione dal limite ha evitato una cocente sconfitta interna. La settimana appena trascorsa è stata per l'Acragas all'insegna del duro lavoro e stamani la squadra ha completato la preparazione. Nessuna indiscrezione sull'11 che verrà opposto all'avversario verde Amaranto. Di certo il tecnico biancazzurro Di Gaetano non potrà contare sul giovane Bernardo Baio, fermato per un turno dal giudice sportivo. Qualche dubbio invece per l'attaccante argentino Mauricio Villa, che domenica scorsa è andato in tribuna per infortunio che sta lentamente smaltendo. Nessun problema invece per Alessandro Settineri, che può contare su una rosa ben assortita ed ultimamente arricchita dagli arrivi di Raul Torregrossa, Stefano Piazza, che è un ex biancazzurro, Bianconi, Ferraro, Rallo e gli esperti dolenti di Marco e Velardi. La gara di domani, fischio d'inizio ore 16:30 e a porte chiuse, sarà diretta da Andrea Palmieri di Brindisi. I suoi assistenti saranno Antonino Alessio Di Paola e Giulio Soragi, entrambi di Catania. Per quanto riguarda le altre sfide di questo secondo turno, torna a giocare a Ravanusa il Canicattì di Pippo Romano contro l'Oratorio Marineo. Il Mazzara si reca a Misilmeri, la Nissa ospita il giovane Marsala, mentre la Folgore debutta in casa con il CUS Palermo. Chiaramente gli occhi sono tutti puntati sulla sfida San Cataldese Acragas, dove si assegnano punti davvero molto pesanti. Ma servirà sicuramente una partita
impostata sull'aspetto comunque caratteriale, perché sotto l'aspetto tecnico e tattico sono due squadre che si equivalgono, che sono state costruite per arrivare fino in fondo e darsi battaglia con tutti, quindi serve una prova caratterialmente superba e superlativa, altrimenti si rischia poi di fare, diciamo, non la figuraccia, però di ripetere la partita della scorsa settimana. Che Akragas vorresti vedere domani in campo? No, l'Akragas che voglio vedere sempre, non domani. Però per arrivare nuovamente all'Akragas magari della prima parte della stagione occorre del tempo, perché comunque si è cambiato tanto, si perde poi l'abitudine al lavoro, a tutto quello che si era fatto. Poi io, così come ho detto ai ragazzi, questa è una guerra, la guerra va combattuta, ci sono delle strategie, noi abbiamo stilato la nostra e noi abbiamo praticamente stiamo lavorando in funzione anche di quello che verrà successivamente, quindi cercando ovviamente di andare a fare risultato su qualsiasi campo, però un occhio lo dobbiamo dare sicuramente anche a quello che dovrebbe essere fra qualche settimana, quindi ci stiamo preparando in funzione di questo, facendo una programmazione mirata magari a essere un po' meno brillanti in questa fase, però esserlo dopo, tanto se arrivi primo o arrivi sesto praticamente è la stessa cosa. Capisco che i tifosi, la piazza giustamente si aspetta di vedere sempre l'Akragas al primo posto, però sono dell'idea che una programmazione sana ti può portare poi a raccogliere dei frutti all'ultima partita, che sarà quella che conterà. L'abbiamo preparata come prepariamo ogni partita durante la settimana, consapevoli di dover riscattare anche una prova poco brillante di domenica scorsa, e cercheremo di andare lì a San Cataldo e di portare i 3 punti a casa, perché dopo il passo falso di domenica scorsa non possiamo permetterci più dei passi falsi. Servirà un'Akragas più combattiva, più cattiva, più agonistica, consapevole delle proprie forze. E niente, poi tocca a noi dimostrare di andare lì e di imporre il nostro gioco. Tatticamente e tecnicamente che avversario ti aspetti, che partita ti aspetti? Guarda, l'abbiamo affrontata proprio l'ultima partita prima della sospensione, sappiamo che è una squadra che ama molto dialogare a centrocampo, sono forti, sono ben messi tatticamente, quindi dobbiamo avere il massimo della concentrazione per poter portare il massimo punteggio a casa. Col passare delle settimane stiamo sempre meglio, perché non dimentichiamoci che veniamo da uno stop di 5 mesi, quindi è anche normale non essere proprio brillanti in questo periodo, però col passare delle settimane ti ripeto che andiamo a stare meglio e lo dimostreremo domenica dopo domenica. Adesso i gol della 26esima giornata di Serie D, Gironei, vediamo.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.